Buongiorno a tutti e benvenuti nella sede regionale del Consiglio del Veneto. Grazie per essere qui oggi a questa iniziativa che vado a presentare, che si chiama Run Like a Dancer, alla sua prima edizione. Un'iniziativa che si svolgerà il 5 di ottobre a Dolo e è un'iniziativa che unisce il movimento, la solidarietà e la bellezza dello stare insieme. La Run Like a Dancer non è solo una corsa, è anche un approccio al movimento che nasce dall'incontro tra la potenza della corsa e la grazia della danza. Non ha una data di nascita perché oggi, insomma, andiamo a presentare la prima edizione. È anche una filosofia che nasce da questi ultimi anni, che sono dettati dalla voglia di rendere l'attività fisica più consapevole. E quindi dà anche la possibilità a tutti di di avere una visione più fluida e più serena, adatta a tutta una serie di persone di varie età. È una corsa che coinvolge le donne e quindi è anche il primo evento che apre il mese di ottobre, che è il mese in rosa, dedicato alla prevenzione al tumore al seno. Per questo, infatti, questa corsa, che è benefica perché il suo ricavato andrà all'associazione Sole Donna, che è un'associazione che opera con le pazienti operate al seno ed è un'associazione che poi ci verrà presentata dal suo presidente Giovanni Conte ed è un'associazione di volontariato che offre un supporto concreto alle donne operate, come dicevo prima, di tumore al seno. E nasce dal 2010 questa associazione, collabora con una serie di servizi che vengono offerti a queste pazienti come sostegno in modo gratuito al loro percorso post-operatorio. Sono qui oggi, questa corsa è sostenuta non solo dall'associazione Sole Donna, ma anche dalla Proloco di Dolo e da tutta una serie di sponsor che appoggiano questa iniziativa. Quindi domenica sarà sicuramente domenica 5 ottobre sarà una domenica colorata di rosa e quindi sarà una passeggiata, perché è una corsa non competitiva, in cui ci sarà la solidarietà di tutte queste donne che corrono e cioè camminano per dare la possibilità a tutte di vivere questo momento insieme di condivisione. E oggi con noi qui sono presenti la presidente di Balla e Snella di Dolo, la signora Barban Tatiana, che invito qui a salire e a parlarci di questa bella iniziativa. Prego. Buongiorno, io mi presento, sono Tatiana Barbon e sono la titolare dei centri Balla e Snella di Dolo, Campo Nogara e da poco anche Mira. Balla e Snella è un format nazionale che è riservato alle donne ed è un'attività fisica proprio specifica per le donne, non per le ragazzine, quindi nell'ambito della crescita di questa di questa attività fisica abbiamo conosciuto molte donne che attraversano e incontrano, conoscono purtroppo la malattia e quindi il tumore al seno. Ci siamo sentite proprio anche a livello nazionale di contribuire, aiutare, rendere voce a questo fenomeno che purtroppo è sempre
più vasto, molte persone anche giovani sono colpite da questa malattia e quindi abbiamo deciso a livello nazionale di organizzare questi eventi che si chiamano Run Like a Dancer. Sono degli eventi specifici dove utilizziamo la musica, che è sicuramente un fattore positivo per noi donne, il movimento, però lo scopo è proprio quello di devolvere alle associazioni di casa nostra che operano in questo settore. Adesso ottobre è proprio il mese della prevenzione del tumore al seno e noi ci siamo avvicinati all'associazione Sole Donna, che abbiamo già avuto modo di conoscere perché organizziamo già insieme al comune di Dolo, alla Proloco, Dolo in Rosa, che è sempre una camminata benefica per lo studio delle malattie del femminile, e abbiamo deciso proprio come gruppo, comunità di donne che fanno parte di questa associazione, di questo format Balla e Snella, di organizzare questo evento e di devolvere completamente all'associazione Sole Donna per aiutarli nel loro intervento di volontariato che noi stimiamo e apprezziamo tantissimo, ed essere anche una loro voce e quindi un punto di conoscenza per tutte le donne della Riviera che ne avessero bisogno, sappiamo dove indirizzarle. Quindi speriamo di raccogliere il più possibile e anche di avere la possibilità che la popolazione della Riviera sia presente domenica, dove noi consegneremo il ricavato all'associazione Sole Donna. Grazie, grazie Tatiana. Questo, apro una parentesi, è un esempio di informazione per quanto riguarda la prevenzione, che ricordiamo, insomma, la Regione Veneto ha anche abbassato l'età della prevenzione e quindi l'ha portata a 45 anni, quindi si fa lo screening perché insomma si è visto negli anni, sono stati dei dati che purtroppo questo male colpisce sempre di più anche in età giovane. Adesso vorrei avere qui con noi sul palco Giovanni Conte, che è presidente dell'Associazione Sole Donna, che ci parlerà un pochino di questa bellissima associazione che è attiva da molto tempo. Prego Giovanni. Allora, buongiorno a tutti. Io ringrazio la padrona di casa, la nostra portabandiera della Riviera del Brenta, la consigliera Roberta Vianello. Ringrazio la Tatiana Barbon per l'iniziativa e per l'opportunità che ci dà la possibilità di avere un contributo per poter andare avanti con la nostra associazione. Allora, la nostra associazione è nata nel 1999, poi è diventata operativa nel 2020 con le volontarie, 2010, poi con le volontarie operano un giorno alla settimana per fare volontariato assieme al fisioterapista. La nostra associazione vive di contributi dati dalle manifestazioni o dalle associazioni più forti che fanno pubblicità e ci danno il contributo per poter andare avanti, perché noi non siamo sostenuti da nessun ente, facciamo tutto con ricavato, come la grande manifestazione di domenica 5 ottobre che ci devolveranno qualcosa. Poi io ringrazio i tre sponsor che hanno partecipato a questa iniziativa, che è Riviera Motori di Dolo, BM Traslochi di Dolo e Terzo H di Cazzago. Io dico, queste persone sono ammirevoli perché sono sensibili e ci danno sempre la possibilità di andare avanti. Quindi noi siamo impegnati sempre sul territorio e, come diceva la consigliera Roberta, purtroppo questo male sta prendendo molti giovani e sta prendendo anche gli uomini. È una cosa che sta portando tanta tristezza alla nostra vita, perché chi ce la fa festa, chi non ce la fa purtroppo è un grande lutto. E come dicevo prima, ci sono molte ragazze giovani appena diventate mamme che vengono prese da questo male incurabile.
Noi ce la mettiamo tutti, abbiamo fiducia nella medicina, abbiamo fiducia nella salute, speriamo che qualcosa cambi negli anni, visto che hanno abbassato la prevenzione, che è una cosa bellissima. Io mi fermo qui e passo la parola a Amy Boschetti, la mia vicepresidente, che spiegherà cosa si fa tutti i martedì nel nostro ambulatorio all'interno dell'ospedale di Dolo. Grazie a tutti. Prego. Prego, Amy. Buongiorno a tutti. Intanto ringrazio, come ha detto il nostro Presidente, tutte le persone che ci danno supporto, perché noi siamo un'associazione che siamo appunto nati dal maggio 2010, quindi è 15 anni che siamo nel territorio della Riviera del Brenta. Abbiamo un ambulatorio dentro all'ospedale di Dolo, con una postazione con 2 lettini divisi da tende, con una macchina pneumopressoria con i relativi bracciali e gambali per aiutare le donne che hanno il linfedema e che si gonfiano le braccia o anche le gambe talvolta. E siamo un bel gruppo che siamo presenti tutti i martedì mattina, le signore possono fare cicli di 10 sedute e poi rinnovabili, e siamo un bel gruppo che ci diamo da fare, però abbiamo sempre avuto bisogno del sostentamento di qualcuno, perché con le nostre forze non ce la facevamo. Abbiamo un fisioterapista bravissimo che prima fa il massaggio manuale e poi quello diciamo meccanico della macchina. Abbiamo sia il supporto fisico che psicologico, perché abbiamo avuto una psicologa, abbiamo fatto dei corsi ogni anno. Quindi se le signore, chi ha bisogno, noi ci siamo, ci saremo e speriamo di esserci finché... E quindi ringrazio tutti per questa bella manifestazione, la Tatiana e la Proloco, la consigliera. Sono emozionata, comunque grazie di tutto. Grazie Amy. Allora io volevo anche eventualmente, insomma, io volevo anche ringraziare nella figura del dottor, cioè di Nerio Fracasso, che è qui presente con noi, che è presidente della Proloco di Dolo. Nerio, se vuole dire qualcosa anche lei, la invito ad aggiungere qualcosa, visto che la manifestazione viene fatta a Dolo, e quindi prego. Sì, allora noi altri come Proloco siamo sempre vicini a queste associazioni, cerchiamo di dare il nostro contributo, perché la Proloco sì, deve tutelare, deve valorizzare il territorio, ma vogliamo valorizzare anche le persone che vivono all'interno di esso. Quindi noi siamo sempre presenti in tutte le manifestazioni dove c'è la solidarietà, la condivisione, quindi cerchiamo di fare il nostro massimo per dare un aiuto a chi è stato meno fortunato. Noi siamo e saremo sempre presenti in occasioni di questo tipo. Saremo presenti il 5 ottobre, ovviamente abbiamo aderito con molta gioia, con molta soddisfazione a un evento di questo genere. Siamo già partiti 2 anni fa con la Dolo in Rosa e vediamo che il movimento sta crescendo, e quindi è una cosa che non può fare altro che farci piacere, quindi speriamo in uno sviluppo continuo, una maggiore sensibilità da parte di tutte le persone. Ecco, io ringrazio un po' anche la consigliera Roberta Vianello per l'opportunità che ci ha dato, e comunque lo scopo è soprattutto quello di raccogliere fondi per queste associazioni, e noi, come ho detto prima, ci siamo e saremo sempre presenti a fianco di queste associazioni che fanno tantissimo per il territorio, per le donne che soffrono di queste patologie, che speriamo possano essere debellate nel più breve tempo possibile. Grazie ancora. Grazie mille. A conclusione invito tutti allora a partecipare tutte le donne che volessero partecipare il 5 di ottobre a Dolo a questa passeggiata che si svolgerà, si partirà dagli impianti sportivi, giusto? E sarà una passeggiata che insomma di un paio di chilometri. E un'altra cosa importante, 5 chilometri mi dicono, una cosa importante, diceva prima la Presidente di Bella e Snella di questo format,
la bellezza è che passeggiando si avrà la possibilità di ascoltare la musica e quindi verranno date con l'iscrizione anche delle cuffie, giusto? Che poi ogni donna indosserà e passeggiando, insomma, avrà, oltre che il piacere di guardare con gli occhi le bellezze del nostro territorio, quindi di Dolo, del Naviglio, della Riviera del Brenta, anche ascoltare la musica, rilassarsi, stare insieme fra amici, fare un po' di gruppo, di solidarietà e il tutto per un scopo benefico, che è quello di raccogliere i fondi da donare proprio all'associazione Sole Donna, che opera per le pazienti che sono come post operatorio nel loro percorso. E ringrazio anch'io tantissimo i 3 sponsor che sono stati prima nominati dal presidente Conte dell'associazione Sole Donna, quindi ringrazio Riviera Motori, Un Sesto H e Benetti Traslochi. Grazie a tutti, e questo è il messaggio informativo di prevenzione che la Riviera del Brenta dà come apertura al mese in rosa, che è il mese di ottobre, che è il mese dato dalla prevenzione sul tumore al seno. Grazie a tutti.